Che genere di manovra finanziaria varerà il governo Letta? La domanda inevitabile se l'è sentita rivolgere anche il ministro dell'Ambiente Andrea Orlando, arrivato a Venezia per incontrare il presidente della regione Zaia. Sentite cosa ha risposto. E questo sono curioso anche di sapere. L'esecutivo è alla ricerca di una soluzione che medi non solo tra le varie anime che lo sostengono, ma che sappia offrire risposte concrete al mondo del lavoro, abbassando le tasse senza sgarrare con i conti pubblici. Un'impresa complicata per la quale si è paventato un taglio alla sanità dai 2 ai 4 miliardi di euro, una soluzione che il Veneto non è disposto ad accettare. Beh, i tagli della sanità ridurranno le regioni a aver difficoltà a erogare servizi. E a me starebbe bene che ci fosse un governo che abbia il coraggio di parlare di tagli al fianco dei costi standard, perché è assurdo che tu venga da me, che sono virtuoso, a chiedermi di tagliare ancora e quindi non riuscirò più a erogare servizi, e allo Spreconi gli dici solo dai una limatina ai tuoi sprechi. È quello che sta accadendo. Avanti di questo passo i cittadini saranno costretti, mi assumo la responsabilità di quello che dico, a farsi le assicurazioni e a farsi curare. E questo è scandaloso e il Veneto non starà lì a guardare. Il Veneto ha una sanità più virtuosa e che costa meno di altre regioni. I tagli, dice Zaia, si facciano dove ci sono gli sprechi e il presidente non risparmia un invito ironico alla moderazione nelle spese, per esempio nel servizio mensa degli ospedali di altre realtà italiane. Come noi paga il pasto 6,5 euro e che se gli chiedi di abbassare il prezzo, di limare ancora, dovrei fare i corsi di cucina per i pazienti e portargli le materie prime, e quello che lo paga 60-80 euro come costo aziendale, gli direi di limare un po' e non gli daranno più il caviale, gli daranno magari il salmone affumicato selvaggio, ma qualcosa gli daranno.